Siamo nella piazza della Transalpina e in sloveno si chiama Piazza Europa. Qui è stato celebrato l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea nel 2004 e questo è un luogo in cui è particolarmente evidente, ecco, che siamo parte di un unico popolo, di un'unica città. Ci accoglie il gruppo dei giovani del movimento dei focolari e ci propongono un canto che sappiamo, possiamo cantare con loro. Senti il cuore della tua città, batte nella notte intorno a te, sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità, semina la pace, tu vedrai che la tua speranza vivrà. Si verrà le mani, piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà. Seguitando i figli del mondo, tvoje upanje živelo. Strpljene rokami okradlo, toda novi svet se bo rodil. Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà. Open wide the vision of your world, feel the love that reigns in everything. Now it is a chance to start again, breathing hopes of peace, of light, of love. Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Stime tra le mani, piangerà, ma un mondo nuovo nascerà. Un mondo nuovo nascerà. Possiamo fare un applauso alla pace. E ora diamo la parola a Silvester Gabercek, amico di Tolmino, originario di Tolmino, nazionalità slovena, ha fatto tante cose nella vita, è sociologo, etnologo, ha studiato il tema delle minoranze. A lui chiediamo di aiutarci a capire che cos'era il confine, che cos'è l'Unione, l'Europa unita, che cos'è il sogno della pace.
Allora, dirò solo due parole brevi in sloveno, dopo continuiamo in italiano. Na koncu bom samo povedal povzetek v slovenščini, ker večinoma tukaj so ljudje, ki razumejo boljše po italijansko. Torej, rad bi se spomnil na tem trgu, let iz otroštva, ko sem še predšolski z mamo prvikrat šel s prepustnico čez mejo v Rožni dolini. In pod mostom se mi zdelo, da sem pošel na svet, da sem zadihal s polnimi ključi. In še predšolski sem kot otrok razumel, kaj je svoboda. Potem v drugem delu se bom pa malo obrnil na to, kaj je Evropa. Kako lahko Evropa danes se preživi. Spomnil se bom pozivom papeža Janeza Pavla II., potem takratnega predsednika Evropske komisije, Parodija in ustanoviteljice gibanja Popularju Kjere Lubik, ki sta pred širitvijo Evropske skupnosti 2004 so vsi opozarjali, da Evropa potrebuje tudi dušo, ne samo skupni trg ali pa skupno obrambo. In potem se bom na kratko spomnil ali pa opozoril na nedavni forum, ki je bil v Romuniji, v Temišvadi, o forum, ki govori ali pa predstavlja mrežo prijateljev za zedinjeno skupno Evropo, in potem tudi o forumu vere, religije za mir na Balkanu, ki je bil meseca junija v Kopru. Allora, Europa unita è pace. Oggi siamo davvero artefici e testimoni di un importante evento storico. Non posso fare a meno di rievocare i ricordi dell'infanzia della prima volta che mia madre mi portò oltre il confine per visitare i parenti a Trieste e gli amici di famiglia a Gorizia, con il suo lasciapassare nel valico Rosnodolina Casa Rossa. Da bambino, quando attraversavo il confine sotto il ponte della ferrovia, percepivo un mondo diverso, un'atmosfera diversa. Era la libertà. In seguito ho provato sentimenti contrastanti e ansiosi ogni volta che attraversavo il confine per tornare a casa, in quella che allora era la Jugoslavia. E l'ho provato ogni volta fino alla realizzazione dell'indipendenza dello Slovenia nel 91. Il noto mito dell'Europa non è solo parte di una storia dell'antica cultura greca, ma è prima di tutto il concetto di una civiltà emersa dalle rovine del cesarismo romano e sviluppatasi grazie alle forze del messaggio evangelico e al succo vitale del cristianesimo sui resti greco-romani ed ebraici. La caduta del muro di Berlino ha simbolicamente rotto la cortina di ferro che dalla fine della seconda guerra mondiale divideva l'Europa in due poli rigorosamente separati. Si crearono nuove circostanze storiche che permisero all'Europa intera di realizzare i sogni di Schuman, Adenauer e di Gasperi, o meglio, di diventare carne il 1° maggio del 2004 con l'allargamento e l'ingresso dei 10 nella comunità dell'Unione Europea, tra cui la Slovenia. Possiamo ricordare come prima di questo evento epocale Papa Giovanni Paolo II, insieme all'allora commissario europeo Romano Prodi e alla carismatica fondatrice del movimento dei focolari Chiara Lubich, abbiano sottolineato l'importanza della dimensione spirituale di questo momento, consapevole che l'Europa unita ha urgente bisogno di un'anima, poiché un mercato comune più ampio e la solidarietà nella difesa non sono da soli un connubio sufficientemente forte per il suo sviluppo e la sua esistenza a tutto campo. Anche per questo motivo il Trattato di Lisbona del 2013, che ha evitato nel suo preambolo qualsiasi riferimento alle radici cristiane della civiltà europea, si sta dimostrando giorno dopo giorno anemico, o meglio, come un corpo che senza l'anima rischia di diventare più o meno un bel cadavere storico. La necessità di un
dominatore comune più forte o di una base più solida, è stata percepita all'inizio di questo millennio da alcuni movimenti cristiani laici, cattolici, evangelici, anglicani, riformati, ortodossi e così via, che si sono riuniti con questo obiettivo. Firmando un'alleanza speciale nel 99, hanno iniziato a tessere la cosiddetta rete di amici insieme per l'Europa. Con l'obiettivo di preservare l'anima in Europa, oggi questa rete è composta da 300 diversi movimenti cristiani e comunità di fede in tutta l'Europa. Negli anni successivi, la rete degli Amici per l'Europa ha organizzato incontri di massa internazionali di alto profilo, come quello tenutosi a Stoccarda nel 2004 e nel 2007, a Bruxelles nel 2012 e a Monaco di Baviera nel 2016. E ogni anno gli animatori di questa rete si riuniscono in un forum di coordinamento regolare in uno degli Stati membri della Unione Europea. L'ultimo incontro di questo tipo si è svolto a metà novembre nella città rumena di Timișoara, capitale europea della cultura di quest'anno, con 350 partecipanti in rappresentanza di 51 movimenti e comunità religiose dei 29 paesi, tra cui altri dirigenti cattolici, ortodossi, evangelici e di altre chiese, oltre a figure di spicco del mondo politico di Romania e di altri paesi. I partecipanti al forum hanno redatto una dichiarazione in 3 punti in cui si chiede una testimonianza comune alla fede e una fiducia comune nel fatto che in mezzo alle diversità delle nostre origini solo lo Spirito Santo può rinnovare il miracolo pentecostale dell'ascolto della parola e della comprensione reciproca. In questo modo, soprattutto in un momento di disformazione catastrofica da fake news, di hate speech o di cultura dell'usa e getta, si crea una comunicazione veritiera e pacifica che è la base per una nuova narrazione della storia di Insieme per l'Europa, una comunità basata sulla comunione modellata sull'amore del Dio Trino. Permettetemi di menzionare un secondo importante evento, il forum interreligioso tenutosi a Capodistria, a Koper, a metà giugno con il titolo Religioni per la pace nei Balcani, al quale hanno partecipato 180 rappresentanti delle comunità religiose cattolica, evangelica, serbo-ortodossa, macedone-ortodossa e islamica, insieme agli ambasciatori di 16 paesi in un arco geografico che va da Turchia all'Austria. Tra i partecipanti c'erano anche 23 arcivescovi cattolici, tra cui l'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Radeli, che è qui, o il nuovo vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, 2 cardinali, Sua Eminenza Pulici da Sarajevo e Sua Eminenza Parolin del Vaticano. Per l'ortodossia, il metropolita ortodosso di Macedonia, Pier Pimen, l'episcopo vicario del Patriarca Porfirio da Belgrado e Pier Ilagion, e l'episcopo vicario del Patriarca Bartolomeo di Istanbul, Pier Atenatoros, con un gruppo di sacerdoti ortodossi. Poi c'erano 2 vescovi evangelici, uno della Slovenia e l'altro della Serbia, 3 mufti e 6 imam della religione islamica, oltre ai rappresentanti del mondo politico, culturale e accademico, tra cui la presidente del paese, dottor Marisa Natasha Pietz-Musa. L'evento, come dichiarazione del forum di Capodistria, ha avuto un grande e risonante impatto anche nell'opinione pubblica e civile e ha dimostrato che possiamo stare insieme non solo come interlocutori occasionali, ma come responsabili e importanti costruttori di relazioni amichevoli e reciproche che sono una solida garanzia di pacifica coesistenza interreligiosa, internazionale e interculturale, che è un requisito per una pace duratura. Ora, mentre ci troviamo nel Turco Europe, piazza Transalpina, guardando la casa della famiglia Bratus in via Foscolo 16, casa della connazionale e poetessa Luca Sciori, non posso fare a meno di ricordare i suoi sforzi e il suo contributo costante
come operatrice culturale di spicco per il rispetto e la cooperazione reciproca interetnica e interculturale, che con retto atteggiamento cristiano ha resistito alle tempeste del martirio tra le due guerre dalla banda Collotti e alle persecuzioni comuniste del dopoguerra. Poi il poeta, l'editore e il giornalista Celso Macro di Gorizia ha svolto un ruolo altrettanto importante di conoscenza reciproca e di avvicinamento. Lo stesso ha fatto anche il professore Marian Brezel di Nova Gorica, che ha fatto il primo vocabolario sloveno-friulano. E potevo menzionare anche il parroco di Kovali, Franz Rupp, o il culturista Tomasz Pausic di Iria, e poi anche altri, tra cui vorrei citare alcuni dei dignitari ecclesiastici che nel clima critico di tensione del dopoguerra hanno sfondato la cortina di ferro, soprattutto quella negli elementi, con le loro imprese, tra cui vorrei segnalare il vescovo di Trieste, Monsignor Lorenzo Bellomi e Monsignor Eugenio Ravignani, poi gli arcivescovi di Gorizia, Monsignor Pietro Coccolino e Dino Di Antonio, e l'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, che in un'occasione della giornata dell'emigrante nel 1976 al Teatro di Storia di Cividale chiese pubblicamente sul palco agli sloveni residenti in provincia di Udine il perdono per le sofferenze inflitte a loro in passato dalla Chiesa udinese. La storica marcia della pace di oggi tra le due Gorizie è un atto simbolico e importante che ci chiama e ci rivolge il fatto che la pace ha bisogno di entrambi, di me e di te. Di te che parli la lingua italiana o parlafolana e di me che parlo lo sloveno. Quindi per ridurre l'indicibile miseria causata dalle guerre in Ucraina, in Palestina, Israele, Sudan, Congo e altrove nel mondo, c'è bisogno innanzitutto di noi due. C'è bisogno di noi due, di te e di me. Un sforzo costante di conoscenza reciproca, di rispetto e di amichevole collaborazione. Questi sono i miei più sinceri auguri e saluti a tutti i presenti per il nuovo anno 2024. Migliori auguri e buon anno!